I consiglieri comunali della DC ad Agrigento affermano come, con il tipico stile delle spalle al muro, il sindaco Miccichè chiederà al Consiglio Comunale di alzare la tariffa sui rifiuti di circa 40 euro. L'aumento dovrebbe servire ad assumere con il prossimo bando di gara più personale per lo spazzamento delle vie della città. Ovviamente né il sindaco né il suo assessore al ramo si è degnato di spiegare al Consiglio e alla città la loro idea di gestione dei rifiuti e si stanno limitando a chiedere aumenti, cioè soldi. A oggi sappiamo che i negozianti di San Leone vengono trattati peggio di quelli di Via Atenea, un punto di ritiro dei rifiuti, che gli incassi della differenziata sono diminuiti perché non si effettua più correttamente la raccolta e nessuno controlla. Il nostro regolamento, le guardie ambientali volontarie, le persone che a titolo gratuito possono aiutare a farlo, come si fa? La differenziata viene affossato, che si fanno multe ai condomini pur avendo contratti con le singole utenze, che la città è sporca, l'osservamento fatto poco e male, che ne spendiamo milioni di euro per le raccolte straordinarie invariate. Insomma, affermano i consiglieri comunali della DC, il servizio è totalmente senza controllo e gestione. Servirà aumentare le tariffe, cioè continuare a vessare i cittadini, o forse basterebbe iniziare ad amministrare Agrigento? Non si può sempre chiedere agli agrigentini di pagare per coprire le colpe di questa amministrazione comunale.